Ok, siamo in live per dare certezza al 100% di essere in live. Faccio sempre un piccolo check su YouTube. Vediamo. Siamo ufficialmente in live. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in una nuovissima live Inside. Ho il piacere, e io dico sempre l'onore perché chi veramente intervisto è un onore per me intervistarli, Nicolò Ferraresi. Ciao Nico. Ciao Lore, buonasera a tutti, grazie mille per l'invito ed è un mio piacere e un mio onore essere qui con te stasera. Grazie davvero, te l'ho detto diciamo nel pre-diretta, in questi 5 minuti pre-diretta, però ci tenevo tanto a portarti sul canale, per me, e lo dico così tutti ascoltano, sei veramente una perla in Italia a livello di natural bodybuilding, probabilmente uno tra i fisici migliori, e lo ribadisco. Ti ringrazio veramente, sei troppo buono secondo me, te l'ho già detto prima, però ti ringrazio. Dopo, insomma, faremo anche giudicare le persone. Mi hai mandato certe foto veramente che sono rimasto a bocca aperta. Certi shooting, ho detto, porco cane, che condizione. Ok, Nico, ti lascio la parola a te. Ho parlato già tanto e raccontami un pochino del Nico quando non era ancora bodybuilder. Il primo Io approccio. prima di conoscere il bodybuilding ho avuto l'amore per la natura, per gli animali, quindi mi sono sempre piaciuti gli animali, ho fatto 15 anni di equitazione, una disciplina che mi ha veramente rubato il cuore, ho fatto del nuoto, ho fatto diciamo tutti questi sport che mi hanno insegnato qualcosa a livello di movimento. Mi piaceva molto quello che facevo, però l'impatto, quell'amore a prima vista che mi ha dato la sala pesi è stato qualcosa di veramente irripetibile e di speciale. Una volta che sono entrato in palestra, ormai quasi 16 anni fa, 15 anni fa, Urca. io mi alleno da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 31, quindi posso dire di allenarmi da metà della mia vita. Quindi quell'effetto, quell'impatto che mi hanno dato i pesi, che mi ha dato la ghisa, quello che mi ha trasmesso e i cambiamenti che mi ha permesso di ottenere sia a livello fisico, ma anche e soprattutto a livello psicologico e mentale, sono stati qualcosa di davvero raro e speciale. Questa è una domanda che faccio sempre a tutti, ma nel tuo caso te la pongo perché sono molto curioso della tua risposta. Hai indubbiamente una genetica da rispondere, nel senso che sicuramente immagino che come tanti che hanno un ottimo fisico, il talento non basta sicuramente, però hai dalla tua un'ottima genetica sia a livello strutturale che di risposta muscolare, questo è indubbio. Pensi che se non avessi avuto questo tipo di risposta ti saresti comunque allenato lo stesso nel modo che hai fatto finora? Sì, perché io all'inizio del mio percorso non pensavo minimamente di gareggiare. A me piaceva la sensazione che provavo sotto i pesi, mi piaceva sentire i muscoli che si allungavano, che si contraevano, mi piaceva sentire il mio corpo il giorno dopo che aveva lavorato nelle zone in cui io l'avevo indirizzato. Per me era un qualcosa di godurioso, qualcosa di veramente bello e quella sensazione ha fatto sì che io andando avanti mi appassionassi sempre di più a quello che era l'allenamento. Quindi il raggiungimento di una certa estetica, di un certo fisico è stato come un effetto collaterale. Ehm, a livello invece proprio di sensazioni, nel quotidiano, il bodybuilding cosa ti dà? Ti centra? Ti fa fare le cose un pochino più concentrato? Il bodybuilding è, è stato tante cose diverse nella mia vita, è stato un amante potente, è stato un amico, è stato un compagno, è stato un confidente. Ho avuto un rapporto molto diverso con la palestra, ma io sono molto affezionato all'allenamento anche perché, anche e soprattutto perché è stato un comune denominatore che ha accompagnato ogni fase di crescita della mia vita. Io sono entrato in palestra che ero una persona completamente diversa e all'interno di tutti i cambiamenti che una persona molto empatica, ansiosa, sensibile come me ha avuto nella sua vita, in tutto questo il bodybuilding è sempre stato una base di appoggio, un'ancora. Quindi sono state sensazioni, è stata casa, è stato qualcosa che poi ho visto che effettivamente migliorava il fisico in maniera che io mai avrei potuto immaginare. Io mi sono avvicinato al bodybuilding semplicemente perché mi sentivo inadatto nelle mie vesti.
Ok. non mi piacevo, io ho un passato di una fisicità molto esile, una fisicità molto magra. Se ti facessi vedere le foto, non te le ho mandate, però le foto dell'inizio del mio percorso, tu non capivi nemmeno che io avevo la struttura che ho adesso, perché ero esattamente dritto, verticale, avevo le spalle sulla stessa linea del bacino, delle anche. Il bodybuilding mi ha tirato fuori, è come se avesse creato una persona nuova, fuori e anche dentro. E questa emozione qua io la sento ancora oggi con il bodybuilding che è cambiato all'interno della mia vita, perché io ho cambiato modo di vederlo, è stata ossessione. Io sono stato ossessionato dall'allenamento, ho provato tantissime cose in palestra, ho provato alto volume, basso volume, 50 serie a settimana, ho provato 3 serie, 4 serie a settimana, ho provato tutto, perché volevo veramente entrare dentro in quello che facevo, mi piaceva sperimentare, ho fatto un sacco di errori, ho fatto tantissimi errori, però è stato tutto utile perché mi ha forgiato, mi ha formato e oggi sono quello che sono con i miei pregi e i miei difetti atletici e non atletici grazie all'allenamento, grazie a quello che il bodybuilding è stato, ha rappresentato e ancora rappresenta per me. Una domanda che può sembrare scontata, però la faccio perché ognuno poi mi dà la sua idea a riguardo. Cos'è per te il natural bodybuilding? E perché è natural? Perché è natural? Perché noi rappresentiamo la punta di diamante, la massima aspirazione che si può raggiungere senza anabolizzanti. Il natural, a me un fisico natural piace perché quella pelle lì, quelle forme così estetiche, il fatto di esserci arrivati dopo un percorso quasi catartico, non è solo scienza, è anche arte, anche magia, anche sensazione. Per questo piace il natural bodybuilding, perché tu vedi veramente il talento dell'atleta. Nel natural bodybuilding tu vedi una persona quanto è stata baciata da madre natura, quanto ha lavorato duramente, quanto è stata caparbia, quanto è stato resiliente, quanto è riuscito a portare avanti in quei mesi, in Certo. quegli anni, in quei decenni il lavoro sul suo fisico. È il massimo che si possa raggiungere naturalmente e noi possiamo essere un esempio per tutte le persone che vogliono migliorare il proprio fisico senza arrivare all'estremizzazione massima che sicuramente deve raggiungere un atleta di natural bodybuilding, ma che vogliono migliorare semplicemente per stare bene con se stesse. Quindi un impiegato che si allena 2 o 3 volte alla settimana in full body la sera, che sceglie di mangiare bene, sceglie di fare esercizio posturale, una mamma di famiglia che ha poco tempo, che fa un paio di volte a settimana un allenamento coi pesi, può vedere quel risultato come il massimo che si potrebbe raggiungere naturalmente. Certa gente giustamente vuole fermarsi prima, ma fermarsi prima è comunque fare bodybuilding, è fare costruzione del corpo. Il bello della cultura fisica è che ognuno può fare la propria cultura fisica. C'è l'atleta che fa la sua cultura fisica agonistica, estremizzando, e c'è Vero. chi non arriva a quell'estremizzazione, si ferma un po' prima, ma con degli indubbi vantaggi e benefici sulla propria salute, sulla propria fisicità, sulla propria mobilità, sul proprio bagaglio di sistema motorio. Importantissimo. Noi siamo un esempio per tutto chi piace Pensi, il natural bodybuilding. hai dato una bellissima tua definizione di natural bodybuilding alla quale ovviamente mi allineo, anche a livello proprio di pensiero. Ti chiedo se effettivamente può essere giusto, e se è anche il tuo caso, avere però canoni come ambizione per gli agonisti che non sono natural. O tu, Nicolò, hai la consapevolezza di non poter arrivare là e quindi il tuo canone è ben definito entro certi limiti natural? Sono sincero con te. Io quando ho iniziato ad allenarmi non conoscevo il bodybuilding. Il mio primo maestro è stato un grande atleta anni 90 che ci ha rappresentati anche il Mister Olympia, Mauro Sarmi, che mi ha insegnato tantissimo, pur con le metodiche di un tempo, di una volta, ma lui aveva una passione per l'allenamento, una cultura dell'allenamento che oggi faccio veramente fatica a riscontrare in tanti atleti. E lui non ha mai ovviamente nascosto il fatto di essere sceso a determinati compromessi per fare le gare che ha fatto. Io sicuramente all'inizio mi sono iniziato ad appassionare di bodybuilding perché lui mi faceva vedere dei bei culturisti, Francis Benfatto, Bob Harris, Frank Fantastico. Zane, culturisti che, pur essendo ovviamente enhanced, erano belli,
rappresentavano la bellezza. Io avrò sempre un debole per gli atleti belli. A me gli atleti grossi non hanno mai attirato, a me piacciono gli atleti belli. Mi piace vedere un atleta e dire è simile a un dio, sembra una statua. Io ho sempre avuto questa ispirazione, quindi col natural bodybuilding sono sempre andato a braccetto perché avere quell'esasperazione è molto difficile, quell'esasperazione è tipica del farmaco. Quindi non ho dei modelli ben definiti in testa. Io so nella mia testa come dovrebbe essere un canone di un buon bodybuilder, un buon classic physique, una buona bikini, un buon man physique. Sono canoni che come comune denominatore, come base hanno la bellezza. Quindi io punto a quello e punto su di me e sugli atleti che giudico in gara a ricercare quello, il rispetto del canone della bellezza, indipendentemente da un discorso di grandezza volumetrica. Certo, certo. Visto che stiamo parlando di canoni, quando uno pensa a un canone pensa sempre al massimo al quale può ambire. Se rimaniamo comunque nei limiti natural, quanto margine ha ancora il movimento natural inteso come condizioni che uno può effettivamente vedere su un palco da qui a tot anni? Quanto pensi che c'è ancora di gap di miglioramento? Negli ultimi anni stiamo assistendo a un miglioramento esponenziale anno dopo anno, di quelli che pensavamo potessero essere dei limiti appannaggio solo di una piccolissima elite, o di quelli che pensavamo essere decisamente canoni fuori dai limiti naturali. Certo, Adesso stiamo vedendo sempre più atleti che raggiungono questi canoni. Al netto di pensare che siamo tutti al posto giusto, quindi che tutte le persone che pratichino natural bodybuilding siano sincere, perché anche questo è un qualcosa da dire purtroppo. assolutamente. Tanti si fregiano del titolo natural pur non essendo natural, quindi è importante che le federazioni, gli atleti, i preparatori creino sempre della consapevolezza e cerchino sempre di salvaguardare e rispettare quella che è la cultura fisica natural. Io penso che i grandi miglioramenti che noi abbiamo visto negli ultimi anni siano in parte anche derivati dal fatto che, se tu ci pensi, negli anni 80 e negli anni 90, quando una persona era dotata nel bodybuilding, cosa succedeva? Una persona iniziava ad allenarsi, era dotata, voleva gareggiare, chimica. Certo, La strada non era c'erano quella. altre strade. Non c'erano altre strade, magari faceva anche una garetta da natural, così, però insomma la strada era subito quella. Oggi abbiamo molte più persone che vanno oltre quel primo punto di approccio, no? Quindi persone che dicono, ok, sono dotato, ma esiste un'alternativa. E abbiamo negli ultimi anni, cosa molto importante da dire, persone che riescono a fare la vita da atleta, che riescono cioè ad avere uno stile di vita con degli stressor molto domati, molto tranquilli, per far sì che il loro lato agonistico, il loro lato culturistico sia massimizzato all'ennesima potenza. E la spiegazione di tante di quelle migliorie che stiamo vedendo sui palchi risiede anche in questo, a mio parere. Se una persona lavora 10 ore al giorno in fabbrica, mangia poco e male correndo, sì, magari fa una dieta ipocalorica, si allena coi pesi, magari anche portato, sì, è buono magari anche sul palco, però vogliamo confrontarlo con una persona che fa Chiaro. le stesse cose con uno stile di vita completamente differente. Il risultato in una disciplina dove gli stressor sono così importanti ed è importante la loro limitazione, il risultato sicuramente è ben diverso. Quindi quello che secondo me c'è da dire è che sicuramente ci sono delle situazioni in cui le persone investono molto più del loro tempo in questa disciplina, più a lungo possibile, creando attorno a sé un ambiente favorevole al bodybuilding natural e al miglioramento. Sei stato chiarissimo, concordo. Secondo te, quanto dei miglioramenti, di questi rapidissimi miglioramenti che vediamo di anno in anno sui palchi natural, sia dovuto effettivamente ad uno studio migliore dell'allenamento rispetto a anni fa? Sì, sì, la cultura dell'allenamento, la cultura della qualità delle ripetizioni, la qualità degli allenamenti sicuramente è esponenzialmente migliorata. Un natural fa la differenza, è il game Sì, changer. sì, fa la differenza anche su un enhanced. Esatto.
Perché noi oggi, se tu vai in qualsiasi palestra, anche commerciale, di enhanced ne vedi parecchi, e parecchi sono scarsi, se non la quasi totalità, di atleti dopati che si allenano in modo serio, che si allenano in modo forte, ci Rari. sono, ma tanti non lo fanno, che secondo me è una bestemmia, perché una persona supportata chimicamente, quindi che io guarda, mi piace il bodybuilding natural, ma seguo anche il bodybuilding enhanced, ho rispetto per chiunque sia coerente. Se una persona fa scelte diverse dalle mie, ma rimane nei propri ambiti, io non ho alcun problema, assolutamente. Il problema è quando questa cosa non succede, quando, ahimè, succede che invece si vedono persone non natural che vanno in contesti natural. Lì è molto problematica la cosa. Però il buon allenamento fa la differenza a 360 gradi. Sicuramente su un atleta natural che riesce a portare a determinate condizioni, sostenere determinati volumi di allenamento, allenarsi con una determinata intensità, con una programmazione corretta degli stimoli, questo fa assolutamente la differenza. Quindi una delle cose che dicevamo all'inizio, e uno dei motivi per cui mi piace il bodybuilding, è che vedi, si intreccia conoscenza, scienza, esperienza, sensibilità, arte, Intimità, sì. tecnica, intimità. Si intrecciano un sacco di cose anche diametralmente opposte tra loro, quindi è veramente qualcosa che mi affascina sempre e assolutamente sì, rispondendo alla tua domanda, l'allenamento, il buon allenamento fa assolutamente la differenza. Faccio un attimo un inciso sull'allenamento, ma dopo torniamo un attimo su temi tecnici, sono curioso di chiederti. Ti chiedo che emozioni ti dà il palco da buon atleta agonista. Il palco ti dà una sensazione molto simile a quando mi alleno. A me è successo in alcune giornate, soprattutto le ultime fasi prima delle gare, in cui io dico sempre che assieme al grasso che se ne va, noi arriviamo alla nostra essenza, al nostro nocciolo. Quindi anche a livello emotivo siamo molto più rispondenti, Bello. siamo molto più sensibili, ci accorgiamo molto più di piccole cose. E se ci pensi su un fisico che ha tanta corazza sopra, queste cose magari sono meno evidenziate. Invece quando un fisico inizia a sgretolarsi, quindi ad abbandonare parte della sua armatura, le cose si sentono molto di più. E il palco e l'allenamento in quei momenti mi danno la stessa sensazione, quasi a me è successo nelle ultime fasi di allenamento di emozionarmi mentre mi allenavo, sentire proprio delle emozioni mentre mi allenavo, quando riuscivo a entrare in una ripetizione, in una serie, quasi come se non esistesse nient'altro attorno, è una sensazione veramente difficile da spiegare, molto emotiva, la senti proprio da dentro. E mi è successo quasi di piangere. E il palco mi dà un po' la stessa sensazione, lo stesso effetto. Quando sei lì ti senti un po' come un artista che ha scolpito nel buio della sua bottega la sua piccola personale opera d'arte e in quel momento la sta mostrando. E dopo, quando quelle sensazioni passano e anche a livello emotivo si è diversi, quindi si torna in una situazione più normale, rivedere determinate foto, rivivere determinate situazioni, sensazioni. Io a volte alcune sere mi metto lì, mi guardo le foto delle gare, mi vedo dei video di allenamento, dei video di posing e io ricordo quelle sensazioni perché ero io, ma è come se da un altro punto di vista non fossi più io, era un io molto più interiore, molto Crea più, emozioni. sì, un io molto più vicino alla propria essenza. L'allenamento mi crea sempre quella sensazione, anche adesso in off-season. È un momento, come ti dicevo prima, che comunica tanto. A volte è svuotare i pensieri, a volte è sentire che ci si sta dedicando a una missione, qualcosa di veramente multifattoriale con un sacco di significati, tutti bellissimi. Collegandoci al palco, che ruolo ha il posing, visto che sei un esperto in questo? Il posing non è la ciliegina sulla torta, il posing è tutto. Il posing è saper mostrare quello per cui si è lavorato. Immaginiamo di preparare una bellissima cena per dei nostri amici una sera,
compriamo le materie prime di prima qualità, cuciniamo benissimo, non abbiamo i piatti e le posate. Non possiamo servire la cena, dovremmo servire il cibo sul pavimento, non avrebbe senso, cioè portare Crolla un tutto. fisico, crolla tutto, non sta in piedi, portare un fisico in pieno picco dopo 5, 6, 7, 9, 10 mesi di preparazione, in base all'individuo, sul palco, senza saper posare, senza saperlo valorizzare, non si, non è una cosa da fare, non si riesce a fare, ma poi io dico sempre, e questo lo dico tantissimo ai miei allievi, se una persona sa sentirsi in allenamento, anche se magari non ha mai posato, saprà posare bene, perché l'allenamento e il posing sono coniugati. La gestione scapolare che si ha nell'impostazione di una doppia bicipite di schiena è la medesima che si cerca in una lat machine. La stessa gestione scapolare. La gestione della catena posteriore nella preparazione di un'apertura dorsale di schiena o anteroversione, retroversione, neutralità del bacino, una semirilassata posteriore. È lo stesso schema motorio che si ricerca in un'iperextension zavorrata o in uno stacco Certo. gambe semitese. Una persona che si allena bene deve posare bene, è imperativo. Il posing influenza l'allenamento e l'allenamento influenza il posing. Sono fratelli stretti. Pensi che gli atleti sottovalutino ancora troppo l'aspetto posing? Qualche anno fa ti avrei risposto di sì, senza dubbio. Negli ultimi anni vedo che c'è sempre più interesse per il buon posing. E sicuramente vedo più atleti posare bene, questo mi fa molto piacere. Quindi è bello che gli atleti, i preparatori, i posing coach prendano consapevolezza sull'importanza di questo aspetto veramente fondamentale. Pensi che un ottimo posing possa comunque sia essere un bel boost per colmare delle lacune strutturali, genetiche? Io dico sempre che sicuramente tra due persone sul palco uguali, che presentano medesima struttura, medesime masse, medesimo condizionamento, sicuramente li vince chi posa meglio, ma chi posa meglio non intendo che deve essere Frank Zane, però semplicemente il primo che entra in posa è l'ultimo che ci esce, quindi chi ha maggior tenuta di posa, miglior gestione di posa, perché tutti pensiamo all'impostazione delle pose, la gestione fa la differenza, come si gestisce una posa, la ciliegina sulla torta è sembrare effortless, sembrare senza sforzo mentre lo si fa. Quindi può sicuramente fare la differenza. Un buon posatore riesce anche a magari andare a nascondere un punto vita non troppo stretto, una struttura non eccessivamente magari felice, senza però esagerare. Ricordiamo che comunque, ad esempio, nel primo round di simmetria della categoria bodybuilding classic physique, gli atleti devono essere tutti in una condizione idonea da essere giudicati in uguaglianza, quindi quel round serve per valutare la simmetria dell'atleta. Sicuramente nelle muscolari alcune edulcorazioni di certe pose, alcune sfiancate possono sicuramente aiutare per dare quel quid in più a una struttura magari non super ottimale dell'atleta. Da esperto del settore e da posing coach, come pensi che possa evolvere da qui in futuro il posing? Secondo te ci saranno nuove tecniche? Magari hai l'idea che possano affiorare nuove categorie ancora? Sulle categorie, secondo me ne abbiamo già fin troppe. Ne Direi. abbiamo già fin troppe. Purtroppo, sai, questo è un discorso molto interessante. Una volta le categorie erano meno, c'era il culturista, c'era la categoria femminile muscolare. La cosa più importante è che non si creino categorie ad personam, cioè è bello che il bodybuilding sia per tutti. A mio parere il bodybuilding è per tutti, tutti È possono fare inclusivo. bodybuilding. Sì, l'agonismo per sua stessa natura è selettivo. Per essere agonista, se noi vogliamo rispettare un canone, devi rispettare determinate caratteristiche, altrimenti il rischio è quello di creare categorie nelle quali non si capisce più nulla, nelle quali magari vengono addirittura premiate delle sproporzioni o categorie come ad esempio la Classic Physique, che è una nobilissima categoria, che non deve essere vista come una categoria entry level o per persone con poco condizionamento o per persone con pochi dettagli muscolari.
non deve certo. essere vista come una categoria, ma sì, vuoi fare la prima esperienza, sei ancora un po' piccolo, un po' acerbo, ti butto in una classica. La categoria classic è più selettiva ancora della categoria bodybuilding, perché il rispetto di una linea, di una struttura classic, non è cosa comune. Sai, un bodybuilder, anche se non ha una struttura super eccelsa, con uno sviluppo muscolare importante, con un condizionamento importante su una struttura che comunque è buona, ma magari non è eccelsa, come quella di un altro atleta più piccolo a livello di volumi e meno condizionato, può effettivamente fare la differenza, Certo. come ad esempio è successo a me. Io al mondiale, o anche le altre gare pro che ho fatto, sono stato battuto giustamente da atleti che non avevano la mia linea, non avevano la mia struttura, ma avevano una struttura un pelino meno bella, ma comunque valida, con Quindi, volumi muscolari e densità, durezza e definizione esponenziali. Nella categoria Classic Physique, la linea e la struttura dell'atleta fa tutta la differenza, è lì il parametro. Quindi, sai, sono molto restio alla nascita di nuove categorie. Vorrei più responsabilità, vorrei più consapevolezza da parte degli atleti, ma anche da parte dei preparatori, perché tanta responsabilità ce l'hanno i preparatori. Preparatori che magari sono dei bravi tecnici, magari sono bravi a gestire progressioni, programmazioni, ma che a livello di pura conoscenza della cultura della cultura fisica, magari non sanno bene ancora quali sono i canoni da rispettare. È importante questo. Sul posing io spero di vedere delle routine sempre più belle, sempre più lunghe, una sempre maggiore attenzione delle federazioni a questo aspetto, quindi magari vedere le routine, vedere il posing effettivamente valutato come vero e proprio criterio di giudizio in modo molto più, molto maggiore rispetto ad oggi e sempre maggiore. Ecco, io mi auguro questo. come dovrebbe un atleta agonista natural d'elite impostare il posing dalla off-season fino alla top condition, secondo te, al meglio? Allora, più si posa meglio è. Il posing deve diventare qualcosa di naturale come respirare. Deve diventare qualcosa che si fa senza sforzo, senza pensare, che si fa anche in situazioni magari post-allenamento, che si fa in situazioni in cui i muscoli fanno male. La cosa importante è avere sempre la giusta oggettività o eventualmente un occhio esterno, esperto, che riesca a capire quando è necessario variare il posing. Il posing cambia con l'evolversi della condizione, nel bene o nel male. Nel bene perché magari alcuni distretti che in off-season risultano meno valorizzati dalla presenza di grasso sopra di essi, risultano in realtà più impattanti in preparazione e si riesce a renderli ben visibili sul palco, stezzando meno o comunque contraendoli in modo più leggero e in modo meno energivoro, rispetto magari a quello che si pensava si dovesse fare quando in off-season si vedevano poco dettagliati. Questo è molto Dopo interessante. però, sì, assolutamente, e Molto questo è interessante. importante perché se tu pensi a una fisicità a 5 mesi dalla gara, a una fisicità a 3 settimane dalla gara, questa cosa è veramente importante da cambiare. La gestione del bacino per andare a enfatizzare i dettagli sui glutei senza perdere i femorali, senza perdere gli adduttori, senza perdere in visione posteriore la rotondità del vasto laterale del quadricipite. Questi sono piccoli accorgimenti che più l'atleta si avvicina alla gara, più devono essere tenuti in grande considerazione dall'atleta, dal coach o dal posing coach. Questo è un aspetto importantissimo. Ci sono però purtroppo anche dei distretti che magari andando avanti in preparazione si svuotano un po'. Tutti abbiamo dei distretti di questo tipo. Quindi magari una rotazione maggiore del polso per enfatizzare di più un picco del bicipite che non è più così impressivo risulta cruciale per andare a avere una resa estetica comunque ottimale in quella posa. Quindi E questo è molto importante. assolutamente, ribadisco, molto interessante. Anche il fatto che spesso, per apparire un po' più full, forse certi distretti è meglio non contrarli al massimo, mi confermi? Assolutamente sì, ad esempio, ne è un esempio chiaro l'espansione toracica, che è una cosa di espansione, in cui i femorali, ad esempio, devono essere fatti aderire alla gamba di appoggio, ma non contratti, devono essere tenuti rilassati.
Un muscolo contratto è un muscolo che si accorcia. Noi quello che vogliamo creare nelle pose laterali, nella- nell'espansione toracica, nella tricipite laterale, è l'idea di bombatura. Il Certo. femorale deve avere una pancia, ci deve essere il gluteo contratto. E il gluteo contratto è contratto dal bacino tenuto in leggera retroversione, ma anche da un nostro bottone importantissimo, che è importante in allenamento ed è importante nel posing, il piede. Con il piede, andando anche ad enfatizzare quello che è l'arco plantare, andando a prendere il terreno con l'alluce come se fosse una ventosa, andando a gestire il tallone nelle pose di schiena, cercando di idealmente fare un leg curl in isometria, andando a voler flettere la tibia sul femore all'indietro, noi andiamo a creare delle attivazioni completamente diverse sugli adduttori, sui femorali, sui polpacci, sui glutei. Capire questo, far capire questo a un atleta è cruciale, non è semplicemente star lì, mettere il peso sui piedi, è gestirlo attentamente. Questo fa tanta differenza. E questo fa veramente comprendere quanto sia veramente minuzioso il posing, l'arte del posing, quanto bisognerebbe veramente impiegarci tempo, tempo e tempo. Guarda, Lolo, ti dico anche un'altra cosa che ci tengo particolarmente a dirla. Il posing va provato. Quello che si vede a lezione è il 2%. È veramente impossibile pensare che una persona possa migliorare nel posing solo facendo lezione. Noi a lezione diamo delle nozioni, Chiarissimo. facciamo accadere quei click che poi l'atleta deve portare a casa. L'atleta Fare deve con- lavorare a casa sulle sensazioni che ricrea in lezione. Possibilmente, anche una cosa che io faccio, non cercando una rassicurazione visiva, ma imparando a sentirsi. Io quello che cerco di far fare ai miei atleti anche spesso è provare a posare a occhi chiusi per far sì che riescano a sentirsi. Perché se tu ti senti un domani sul palco senza specchio davanti, riesci ad avere pieno controllo di quello che fai. Se tu sei troppo legato a guardarti, vederti, un domani vai sul palco, la situazione è completamente cambiata, non hai più uno specchio davanti, hai perso i tuoi riferimenti, non sai più posare, non sapevi posare neanche prima, semplicemente ti guardavi. Invece è sentire, il posing è intimità, sensazioni. Posso chiederti con che frequenza tu stesso quando ti prepari per una gara posi? Tutti i giorni, magari più volte al giorno anche? Allora ti dico, mh, io poso comunque da tanti anni e poi per alcune persone è un qualcosa che viene anche molto naturale. Mm. Comunque ho una buona conoscenza di me, dei miei distretti corporei, cerco di posare quanto più possibile. Io ho lavorato, facevo l'impiegato, posavo un po' la mattina, un po' post allenamento, ma mi capitava anche di provare a posare durante il giorno, quando magari ero in piedi, stavo facendo le fotocopie, stavo facendo un lavoro, la mia testa si connetteva ai femorali, agli adduttori, cercavo l'appoggio a terra, cercavo il gluteo che si contraeva, mi sentivo, mi abituavo a sentirmi, non riuscivo magari a fare delle cose complete, ma mi abituavo a tenere determinate contrazioni per poi portarle su una cosa completa, magari la sera durante l'allenamento o post allenamento o la mattina successiva. È un gioco a sentirsi e a mantenere quello che si sente, mantenere una contrazione, mantenere un addome. È allenamento a tutti gli effetti. E È un va secondo. provato, sì, è un secondo allenamento, va provato quanto più possibile per fare la differenza. Da giudice, quale sei? Ti chiedo, cos'è la cosa che sul palco ti colpisce di più di un atleta? Il posing stesso o la condizione estrema? Mi colpisce quanto quell'atleta sta bene sul palco, si sente a suo agio, è sicuro di essere lì, da questo capisco quanto vuole essere lì. Su una fisicità, a me piace la struttura, io sono un esteta della struttura della linea da culturista. Come ti dicevo prima, mi piacciono le fisicità a X, mi piacciono gli X-Men, le X-Women. Cerco quello, cerco l'atleta che ha coniugato un talento di madre natura con il suo duro lavoro. Poi sicuramente
Sono stato un amante delle condizioni estreme. Ad esempio, nel 2021 ho provato a raggiungere una condizione estrema nel mio piccolo e lì è stata la condizione migliore della mia vita. Questa cosa l'ho capita dopo perché poi quando sei in preparazione ti senti o ti vedi sempre fuori condizione o pensi sempre di aver raggiunto un tuo prime, un tuo massimo, ma in realtà l'analisi di come è andata effettivamente una preparazione, così, che condizione ha raggiunto, la fai sempre a posteriori, la fai sempre dopo. Quindi diciamo che mh, mi piace vedere atleti ben condizionati sicuramente, questa cosa ce l'ho avuta un po' più in passato, quello che mi attira tantissimo è vedere certe linee, certe strutture, certe persone baciate da madre natura. Lì capisco, lì vedo il talento, lì vedo veramente il talento. Ti emoziona? Sì, mi emoziona. A me capita in giuria di emozionarmi perché vedo una persona che sta facendo qualcosa per cui è nato. Io racconto questo aneddoto. Io conoscevo un ragazzo a cui ho dato una mano per un po' in palestra, un ragazzo senegalese. La prima volta che l'ho visto mi ha bozzato una semilasciata frontale davanti, mi sono emozionato perché lui faceva l'operaio, faceva butta fuori, era natural, e lui era un culturista e non lo sapeva. Lui era nato per quello e non lo sapeva. A me piacciono queste cose, quando vedo queste cose sì, mi emoziono. Il tuo occhio riesce a percepirlo e quanti ce ne saranno lì fuori che sono culturisti senza saperlo? Eh sì, esatto, esatto. Quanto è difficile gestire un giudizio che dovrebbe essere obiettivo con il lato umano e quindi la soggettività, quello che piace a te. Allora, sicuramente io posso essere magari influenzato da quello che è un mio bias, da quello che è Il una tuo gusto. caratteristica che ricerco. Però eh, quando si tratta di giudicare, giudico sempre il pacchetto completo. Quindi, sai, magari vedo un atleta, anche in questo caso particolarmente a successo, particolarmente dotato di una bella struttura, però non mi faccio abbindolare, cerco sempre l'atleta che in quel line-up si avvicina meglio al canone di categoria. Ok. Diciamo che questo mi riesce bene, anche perché grazie a Dio quello che a me piace è anche ciò che il canone ricerca. Quindi ho una visione effettivamente molto allineata con quello che è un canone. Perché ad esempio anche nella categoria bodybuilding, noi abbiamo fatto adesso questo discorso qui, però anche nella categoria bodybuilding la linea è un parametro importante, la struttura è un parametro importante. Altrimenti chiunque potrebbe mettere su un sacco di muscoli, tirarsi all'osso e andare sul palco, no? Il fisico da bodybuilder è importante che si abbia, quindi non è appannaggio solo della classica. Sicuramente, se c'è un atleta con magari leggermente una struttura meno idonea, ma con volumi, condizione dannatamente più esponenziali, allora si va decisamente verso quella direzione. Serve sicuramente tanta esperienza anche per saper giudicare, per essere Sì, giudice, sì, indubbiamente. sì. E poi una cosa importante, vedere una gara, giudicarla da quarta, quinta, sesta fila in fondo, dal video Sì, dell'amico, dalle foto del video dell'amico e giudicarla in giuria non è la stessa cosa. posso solo Quindi immaginare. attenzione anche quando magari ci si lancia in certe indignazioni. Tutti poi vengono fuori come esperti, no? Alla fine vengono fuori tutti gli espertoni, però non è semplice, non è facile, le gare vanno viste dal vivo, dal tavolo della giuria. Sono già volati 40 minuti, ti faccio due domande velocissime, una sull'allenamento e una sull'alimentazione. Allenamento, ti chiedo il tuo pensiero su un po' il filone che va di moda ora, meno è meglio, e sull'alimentazione ti chiedo se sei più per i calcoli o per la flessibilità anche in on season. Allora, per quanto riguarda l'allenamento, sai, c'è un grosso misunderstanding, a mio parere, c'è una grossa incomprensione. Perché scegliere? Cioè, all'interno di una periodizzazione sensata, di una programmazione sensata degli stimoli, Ho capito dove vuoi arrivare, certo. ci sono periodi che faccio 6 serie e periodi che ne faccio 25. Quindi funziona al basso volume, urca se funziona
Funziona sì, funziona soprattutto se prima venivi da una caterva di volume, poi ti trovi a lavorare a basso volume anche per un anno, cavolo se funziona. Funziona l'alto volume? Accidenti se funziona. Funziona soprattutto se prima venivi da un volume bassissimo e poi butti dentro tutto questo volume hai dei miglioramenti esponenziali. Questo si chiama periodizzazione. Quindi non è che funziona al basso volume in cronico, allora stiamo sempre a basso volume o funziona sempre ad alto volume. Funzionano entrambi, abbiamo dei parametri da utilizzare, utilizziamoli tutti. Io per esempio un approccio che uso è fare delle fasi di costruzione con un volume medio-basso, fare una prima fase di preparazione agonistica dove incremento il volume, soprattutto sui gruppi che mi servono di più a livello di sviluppo di dettagli, così, o sui gruppi che fanno un pelino più fatica a venire fuori, e poi le fasi finali di preparazione, dove un po' la stanchezza deve essere dissipata, il volume viene tenuto medio volume. Quindi, come vedi, non c'è, secondo me, un nero, un bianco, è giusto quello, è giusto quell'altro. Queste visioni dicotomiche lasciano il tempo che trovano e tirano fuori o atleti rotti o atleti veramente Di macinati allenati, di e allenati. cioè, o di allenati o rotti. Cioè. Quindi usiamo tutte le armi che abbiamo a disposizione, secondo me. Per quanto riguarda il discorso alimentare, io sono per una dieta assolutamente flessibile, ma non nel senso che faccio rientrare la mia alimentazione McDonald's, bomboloni ogni 3x2, che significa non avere base di nutrizione. Però ho delle fonti varie, mi piace mangiare, in off-season ormai anche a occhio so quello che mangio, quindi non conteggio neanche, non ho un gran motore metabolico, non sono uno che fa fasi di massa a 4.500 calorie. Le facevo quando avevo 20 anni, che mangiavo 4 etti di pasta a pranzo e 4 etti di pasta a cena. Chiaro. Dettagli. Adesso anche con lo stile di vita che avevo fino all'anno scorso, che ho ancora tuttora, sono abbastanza sedentario, mi faccio i miei 8-10.000 passi al giorno, però già io con 3.200-3.500 calorie faccio una fase di costruzione, le stimo, in fase di off-season le stimo, non le conteggio, so più o meno sempre quello che mangio, le fonti sono quelle, sono varie, mi piacciono. In fase di preparazione agonistica tengo un pochino più sotto controllo, ma anche lì ho fonti assolutamente varie. Quello che fa la differenza sicuramente è nell'ultima fase dove le calorie sono un po' più basse, mi aiuta avere alimenti con una densità calorica non Certo. elevata per avere piatti un pochino più pieni. Però fondamentalmente ho una gestione molto semplice della mia alimentazione, mi gestisco così. Ok, ok. Mi aspettavo entrambe le risposte, sono in linea assolutamente con entrambe. Ah, Io direi di presentare un po' di pelle e muscoli. Presentiamo il Nicolò da Paico. Mi ha mandato delle foto e io sono felice di condividerle assieme a voi. Veramente ragazzi, da paura. Allora, o me le commenti tu, Nico? sì, Ah, dimmi se le vedi. Wow, cioè sì, le questa, vedo. quando mi sono andata questa ho detto, Questa, da niente, questa è stata la miglior condizione che ho raggiunto nella mia vita. È stato uno mamma shooting mia, dopo la gara che vinsi in Francia, quindi dopo l'assoluto in Francia, e prima della mia prima gara pro che feci in Svizzera nel 2021. Quel giorno lì ero in scarica forte, veramente forte, pesavo sui 72, 71 e mezzo, era sì, no, inizio ottobre anche, inizio ottobre 2021, lì con le calorie sono sceso tanto, ho sperimentato tantissimo quell'anno, mi sono comprato una kettlebell da 52 kg che da marzo fino a novembre, fino a fine ottobre mi ha tenuto compagnia in camera, la facevo tutti i giorni, mattina e sera, a prescindere dall'allenamento che facevo, la facevo sempre. Quell'anno lì ero molto motivato anche di testa a raggiungere una condizione molto forte. Quando si vogliono raggiungere certe condizioni, bisogna proprio avere quel click a inizio anno che ti deve far dire a inizio anno, anche prima. Bisogna essere nel filone. ti Bisogna chiedo sempre scusa, essere in quel filone lì. quanto sei alto? 1,74. 1,74. Quali sono, sicuramente se ci sono degli agonisti che ci stanno guardando sanno di cosa stiamo parlando,
quali sono le sensazioni anche a livello mentale se hai subito dei cambiamenti a quelle quote di BF? Sì, sì, non ero più io. Qui avevo un sonno molto disturbato, un'energia perennemente bassa, 360 gradi nella giornata, un food focus consistente, pensavo sempre al cibo, una libido bassissima, sono sincero. Non sono uno di quelli che ti dice sì, sì, io anche sotto gara tiratissimo, sono super. No, io non avevo assolutamente libido, poi è una cosa secondo me che può toccare, può non toccare perché magari c'è gente più portata ad avere questo site, c'è gente meno portata, però ho sofferto molto anche da questo punto di vista l'ultimo mese. E poi anche lì, sai, una volta che torni a mangiare dopo, 2 o 3 settimane, sei a posto come prima. Però sì, lì ero veramente all'osso. Ricordo che Rinaldo, che è stato il fotografo che mi ha fatto queste foto, tempo dopo mi disse, Nicolò, sai che te lo volevo dire, però non so, non mi sembrava il caso. Quando poi te l'ho fatte vedere, dopo che l'ho scattata, sono andato nel suo studio, quando te l'ho fatta vedere al PC, mi sembrava che tu stessi svenendo. Io, Rinaldo, lo so perché a posare con le calorie da criceto che avevo è stato bello, è stato tosto, è stato istruttivo, sì. Come ti Poi vedi questo poi? era... Dimmi, dimmi. Dico, come ti vedi allo specchio in quei momenti lì? Sei soddisfatto della condizione? Sei Ti razionale? vedi, no, ti vedi coperto, ti vedi... Credibile. No, no. Sì, sì, sì. Mi ricordo bene questo. Io avevo l'ossessione quell'anno dei glutei striati, perché io non ho la fortuna genetica di avere i glutei striati. Quell'anno lì mi ci sono dedicato, sono riuscito ad arrivare a un risultato mediocre, perché comunque rispetto a dei glutei che si vedono anche oggi, così è un risultato mediocre, però nel mio piccolo, per la mia fisicità, per quello che so che ho dovuto investire per arrivare lì, è stato importante, è stato un bellissimo risultato. E quell'anno lì, la vincita della gara in Francia è stata magica. Era come se a inizio anno ho visto quella gara ed è come se avessi sentito una voce che mi diceva vai a farlo. Ti ha chiamato. Io sentivo di dover fare quella gara. Ho visto quella gara, ho visto che era un pro qualifier, quell'anno io volevo la pro card, assolutamente. Nel 2019 non la vinsi giustamente, c'erano atleti migliori di me e avevo carenze. Ho lavorato durante il Covid anche in camion con un bilanciere con cui facevo squat tra gli armadi, che se mettevo un piede in fallo cadevo al piano in caverna. Fantastico. E Nicolò, lo saluto, ciao, grazie Nick. Ciao Nicolò. E sì, è stato molto motivante per me quell'anno. Volevo la Pro Card, volevo arrivarci, si è concluso nel migliore dei modi, è stato magico. È stato tutto, quel giorno lì, quella gara lì, è stato tutto perfetto. Mi vedevo super, ho provato uno T-Quick di Norton che ha funzionato molto bene. Super, cioè, sai quando tutto si allinea? Tutto si allinea. Sì. Ecco qua. Sì. Sì, Una sì, sì. condizione veramente paurosa. Posso chiederti quali sono secondo te i tuoi punti carenti? Tempo fa ti avrei detto le gambe, ho lavorato tanto sulle gambe, tanto che oggi posso permettermi una routine di allenamento più equilibrata. In passato mi sono allenato in modo molto squilibrato, ciao Angelo, mi sono allenato in modo molto squilibrato sulle gambe, facendo appunto lower upper, rest lower upper, quindi facevo un microciclo di 7 giorni con 2 leg day completi a settimana. Questa cosa mi ha portato avanti bene, mi ha portato avanti le gambe. Io non ho grossi volumi, sono più estetico, un fisico estetico. Ho una buona linea, una buona struttura. Diciamo che sono più bello che grosso, diciamo così. I miei punti carenti ad oggi nel bodybuilding natural professionistico sono volumi più importanti su spalle e braccia e un condizionamento più estremo, più incisivo ancora sui glutei soprattutto. Sui Questi glutei. sono i miei punti carenti oggi, sì. Diciamo che col posing comunque riesci a massimizzare quelli che sono i tuoi volumi in una maniera assurda. Io poso sempre in modo, anche nella bodybuilding, se tu vedi ad esempio che le mie routine sono sempre abbastanza classicheggianti. Massimo, saluto Massimo, il mio cliente del posing, ha fatto un lavoro allucinante. Sì, Salutiamo. riesco, diciamo, a far sì che i giudici vedano i miei pregi e non si soffermino sui miei difetti. Questo è importante, ad esempio, quando vinsi quell'assoluto in Francia quel giorno.
io ho battuto un super atleta con cui sono diventato amico, che è Mario Gonzalez, che è spagnolo del team di Roberto Morosi. Lui è uno chef. Quell'anno lì era enorme, mancava un po' di tiraggio, io l'ho battuto nella condizione. Poi lui dopo mi ha sempre battuto, ma perché lui potenzialmente è migliore di me. Semplicemente in quel momento, sai, vincere una gara è anche essere nel posto giusto al momento giusto. È Assolutamente sì. anche tanto quello. In quel momento ero migliore io. E poi c'erano dei buoni atleti a quell'assoluto lì. Anche in categoria avevo un ragazzo francese molto bello, molto luminoso. Anche lui un filo di condizione gli mancava, ma sono riuscito a essere apprezzato per sicuramente la condizione, la mia estetica, il mio posing, che mi hanno apprezzato anche molto per il posing, mi hanno detto poi. E diciamo che sì, è andata così, è stata una bellissima giornata che ancora ricordo. Devo andare avanti. Questa è la preparazione dello scorso anno, qui era luglio, si iniziava a vedere qualche piccolo dettaglio. Questo qua era un punto magico perché era il punto in cui iniziavo a vedere qualche dettaglio, un po' di grasso se n'era andato, Volumi ma c'erano. rimaneva ancora bello pieno, sì, 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 qua mi piaceva, c'era ancora parecchio da levare, però stavo già iniziando ad apprezzare quello che vedevo, sì. Il buon, nello classico sweet point dove uno vorrebbe rimanere sempre. Sì, 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 esattamente, esattamente. Bello anche questo shooting. Qui sì, questo shooting è stato bellissimo. Qui era agosto, qui ero al Lago del Miss, un posto in Veneto molto bello. E questa è una forma che a me piace tantissimo. È una forma che ti dico, quasi ci gareggerei in questa forma se non fosse che non sono competitivo ovviamente, ma qui ho una valorizzazione sulla mia fisicità massima di quelli che sono i miei volumi, le mie doti, e comunque la proporzione, la simmetria, la completezza è una bella fase. La foto invece a destra è stata una prova di ricarica folle che ho fatto a 1 chilo di carbo. Ho provato a fare, dopo qualche giorno di scarica, ho provato questa ricarica qui che poi ho portato in Svizzera, che era interessante, però era un po' decontestualizzata, cioè non avevo ancora quella condizione tale da giustificare un backloading, che poi non era un backloading, era un middle loading di questo tipo. Però a livello di pienezza mi ricordo che Tanta mi aveva roba. dato dei bei feedback anche in allenamento, sì. Che poi comunque a fine preparazione analizzi anche tutti gli errori che hai fatto, io ne ho fatti. Però è anche bello questo perché cioè, io non ho pressioni del tipo devo dimostrare qualcosa, io sono molto contento nel mio piccolo, di quello che nel mio piccolo ho ottenuto. Quindi diciamo che posso anche prendermi la briga di sbagliare perché di base io sono un appassionato, cioè sono un agonista, sì, sono un Chiaro. atleta pro NBF, ma sono un appassionato, quindi mi seguo Dico, da solo, faccio. Sì, dimmi tutto. pensi che la condizione di sinistra dello shooting con un boxer potrebbe dire la sua a livello di volumi condizione, un classic? No, non è sufficiente. No, eh? No, no, non sarebbe sufficiente Trovo poco purtroppo. tirato. Sì, ci vuole ancora un po', ci vuole ancora un po'. Però ti dico, anche col fatto che adesso VNBF ha messo Classic come categoria internazionale, è molto appetibile questa cosa. Poi io, dopo Cavolo. ogni preparazione, ho sempre il momento in cui dico, no, adesso basta. Poi in realtà a me piace gareggiare, quindi dopo qualche mese che torno a posto, che sto bene, che spingo in palestra, che ho voglia di allenarmi, che non mi sogno più le lasagne, mi torna voglia di gareggiare. Ci sta, ci sta. Andare alla quinta. Qui sì, qui iniziamo già ad avere una bella condizione. Qui era uno shooting che ho fatto un paio di settimane prima del mondiale, ero bello scarico, ero bello stanco anche, lo vedi anche dagli occhi, però qui sul mondiale ti dico, l'ho dovuto un po' rincorrere quella condizione lì. Quest'anno di poi avrei fatto meno risalite nella preparazione. Io poi ho un mio diario che mi sono tenuto della preparazione in cui ho segnato anche cose che sono andate bene, errori che voglio correggere. Però qui ero contento perché stava venendo fuori una buona condizione, i volumi comunque reggevano anche abbastanza, quindi sì. E gambe veramente hai fatto un lavorone.
Gambe ho tirato su tanto, ha fatto tantissimo, sicuramente la frequenza, il volume, l'essermi dedicato tanto alle gambe, la selezione degli esercizi. Io per anni ho fatto back squat, mi sono fatto anche aiutare da tecnici per metterlo bene in appoggio e tutto quanto. Per me non è un grande esercizio per i quadricipiti. Una volta che l'ho sostituito con uno squat verticale alla Smith, una squat, le gambe hanno fatto veramente sì, un salto di qualità importante. Mi ha dato lo squat è il mio esercizio preferito, mi ha dato, sono una pippa, nel senso che non sono forte, però mi ha dato tantissimo. Però sì, a livello muscolare, a livello culturistico, ha fatto veramente uno switch importante aver selezionato più attentamente alcuni esercizi. Il problema divertente, sai qual è stato? È stato che alla fine del mondiale ho parlato con Bob Bell, che è il presidente del BNBF America, e mi ha detto una cosa che non mi sarei mai aspettato. Mi ha detto, le gambe. E io ho detto, cavolo, io mi ricordo i primi anni d'allenamento mi dicevano, cavolo, sopra sei buono, ti manca le gambe, e adesso questo mi ha detto delle gambe. Cioè, capisci? Ho capito che comunque l'upper lower è servita, che poi non facevo un upper lower in prep, facevo un upper lower e facevo un giorno di braccia e spalle, per dargli un po' più di specificità, perché se l'avessi tenuto solo alla fine dei giorni di upper non sarebbe stata la scelta migliore, sarebbero andati un po' in secondo piano. Qual è Adesso l'esercizio? mi sono reso Ah, no. conto che adesso mi sto allenando in push-pull legs su un microciclo di 10 giorni, quindi falsa mono, push-pull legs, push-pull e via rotazione. Devo dare un po' di priorità ancora anche all'upper, perché adesso sta un pochino, era un Perdendo. pochino passato in secondo piano, sì, 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 sì. Ti volevo chiedere qual è l'esercizio secondo te di gambe che ti ha fatto veramente fare lo switch, quello che hai sentito veramente più tuo? Lap squat. Hack squat. L'App Squat, sì, che ho interpretato in vari modi perché ho iniziato a usarlo dopo un infortunio 3 anni fa, durante un rumeno. Mi sono infortunato in modo stupidissimo. Quel periodo avevo 5 rem 200 kg, mi sono infortunato con 100 kg, 140 scaldandomi. Lavoravo tutto chiuso, lavoro, ero sempre chinato, mi sono scaldato male. Ho avuto un fastidio che mi è durato parecchi mesi, quindi non potevo più avere troppa estensione d'anca in una crociata. Sono andato su una squat con i piedi stretti per enfatizzare anche il lavoro sul vasto laterale che un po' mi mancava. Me ne sono innamorato, poi l'ho interpretato in vari modi. L'ho interpretato anche con una stance classica più larga da accosciata, con la pancia in mezzo. Andare a ricercare un po' più di sinergia, l'ho interpretato come lavoro ad alte ripetizioni. Secondo me è stato veramente il game changer, Super. l'esercizio, sì. Qua ce ne Questo è sono di... questo è stato un bellissimo ricordo, una gara che ho avuto il piacere di fare con due miei grandissimi amici, sono Danny Valentini, che per l'occasione, siccome sapeva chi saremmo stati io e Lorenzo Buganè, che è il ragazzo alla mia sinistra nelle foto, è salito in gara è salito sul palco in bull pur di gareggiare con noi. È stato bellissimo. Grandi. Quella lì è stata la prima gara del 2024, la Pro Cup FCFN Open, quindi aperta ai professionisti di tutte le federazioni natural italiane, europee. Sono riuscito, nonostante non avessi una forma ancora non definitiva, a fare terzo in un line-up di 7 o 9 atleti, tutti pro, tutti ottimi atleti nel bodybuilding. Terzo nella BB, ho fatto secondo nella Classic dietro a Lorenzo, che vabbè, è un atleta fenomenale, un bellissimo Classic. E qui era bello perché mi ricordo che il giorno prima ero a Cesena a giudicare una gara in QNBF e la domenica avrei gareggiato qui. Quindi cosa ho fatto? Sono stato lì a giudicare tutto il giorno seduto, così. Ho mangiato la sera al ristorante, poi tipo una ricarica protolipidica con hamburger, patate, sale, quello che c'era, proprio improvvisata, però sapevo che sarebbe stato così, quindi vabbè, l'ho presa per ridere. Il giorno dopo sul presto ho preso, sono partito, sono andato a Bologna, mi sono messo al mallo, ho fatto la gara. E via. È stato bellissimo, però sì, sì, Non male direi. mi sono divertito un sacco. Sì, qui ancora classiche BB. Sì, qui era una bella pienezza, devo dire. Eh, Assolutamente. quando non sei ancora tiratissimo, tocchi due pesi, tocchi due carboidrati, un po' di sale, un po' d'acqua, scoppi. Qui è un bel compromesso. Mi piacevo molto qua. Infatti mi sono divertito molto. Sai, quando ti piaci poi sei anche un pochino più portato a, probabilmente. Sì, 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 sì. Cioè, ma Quella anche era un la gara in video. Svizzera, sì, qui ho rifatto quella prova di backloading pesante, middle loading mercoledì. Allora, non entravo in pump perché ero molto ansioso, poi la mia prima gara da pro, il primo anno non è andata benissimo.
l'anno scorso c'erano dei mostri, sono stato contento di come è andata. Quando facevo fatica a entrare in pump, quando sono entrato sul palco, ho sentito proprio, ho preso pump istantaneamente anche posando. Devo dire, la forma anche qui mancava qualcosina sempre per questi livelli qui, però mi piaceva. Alla fine avevo buona Cavolo, fluenza, mi sono divertito, sì. Qui ho una signora gareggiato contro Babacar, c'era il primo posto Babacar, secondo posto Ramon Limacher, terzo posto Cedric Henk, che era diventato pro quel giorno, un ragazzo svizzero gigante. Quarto posto il mio amico Mario Gonzalez, quello che avevo battuto nel 2021 in Francia, ok? che l'anno scorso e quest'anno tiratissimo, bellissimo lui. Ha vinto anche la Master, ho fatto terzo nella Master, secondo mi pare, al mondiale l'anno scorso a Boston. E quinto Leo King, che è un atleta, bellissimo atleta, canadese mi pare. E sesto io e settimo Steve Hall. Sì. Sì, sì, sì. Bella gara, mi sono divertito qua. Svizzera è sempre bello. Qui abbiamo un altro video. Ecco qua, sì. Sì, poi qua ci hanno fatto scendere dal palco. La condizione a me piace tanto così comunque. Muovo E un po'. sì, sì, comunque però, sai, io anche le gambe devo dire che sono migliorate molto. Nel 2019 ho fatto molta fatica a tirarle. In realtà poi con una buona prevalenza di mantenimento di lavoro metabolico anche in fase di costruzione, comunque ripetizioni alte, picchi, io cerco sempre di coinvolgere molto, picchi, fermi. Devo dire che poi si tirano quasi al pari dell'upper, non come l'upper, ma Quasi, quasi. Quella gara in quasi. Germania, Iron Valhalla Pro, ti racconto un bellissimo aneddoto su questa gara, perché mi sono mangiato le mani. Io sono malfidente, quindi mi sono sempre colorato da me, ok? Mi sono sempre messo il colore da me. Questa gara qua, io mi coloro, cavolo, mi piaceva molto il colore, mi ricordava un po' quello della Francia, no? Per questa gara qui invece ho fatto linear loading, quindi da 10 ho fatto qualche giorno di scarica, 15 giorni prima, poi ho iniziato ad andare su di 15-20, alcuni 30, alcuni 50 grammi di carbo al giorno in base alla forma, Ok. e vedevo che mi riempivo, sono arrivato qua, mi piaceva abbastanza la forma. E anche il pump entrava subito, mi sono colorato io. Lì le luci sono fortissime, gli altri erano neri, io li vedevo in backstage neri, sul palco io sembravo bianco, quindi Bianco. da lì mi sono detto, attenzione bene, qui devo fare più attenzione al colore, però sì, no, bella gara, mi sono divertito anche qui. Qui ho gareggiato, contro chi ho gareggiato, non mi ricordo più. Com'è andata qua? Eh, Qui no, l'ho fatto sempre fuori dai 5. I primi 5 erano, cioè, una maniera, pensa che fuori dai 5 con me ha fatto anche un ragazzo che aveva vinto la Pro Card in Olanda un paio di mesi prima, un ragazzo di colore bellissimo, però lì il livello è talmente alto che, cioè, sia per volumi che per forma, così, vai su così sei uno dei tanti. Sì, sì, sì. Tutto un Vedi che dire. differenza c'è tra salire veramente al 70% su un palco in Italia a settembre e fare top 3, top 2, eh, contro comunque atleti buoni, e andare all'estero e in un circuito come quello di VNBF, che comunque è un circuito a livello di atleti di livello, io lo reputo il circuito più prestigioso che c'è perché ha i palchi e i podi più completi. Tu vedi i podi di UNBF, delle gare pro del mondiale, sono molto completi, sono atleti molto completi che hanno tutto. Raramente da altre parti trovi così tanta completezza, trovi eclatanze, magari trovi eclatanze condizionali, trovi eclatanze di volume, Certo. però fa un po' fatica a trovare quella completezza. Qui sì, è stata, poi io sai, l'ho presa molto come esperienza, molto umilmente, perché comunque ci sono atleti che sono molto più forti di me, so che non sarei stato competitivo, però l'ho presa proprio come esperienza, anche questa è stata una bella gara che ricordo molto volentieri. Mondiale, Boston. sì, qui è stata, sì, la forma qui mi piaceva molto. Qui c'era un line-up di 18 atleti, 16 atleti, ho fatto nono, i primi 5 inarrivabili. Qui ha vinto un ragazzo israeliano, Daniel Tikhonov, molto bello, però qui mi è piaciuta la forma. Molto, Io ho molto. fatto anche, sì, ero anche un po' su col peso,
Ho fatto anche qualche giorno di scarica prima, sono arrivato in pesa bene, ero nella, nella categoria leggeri, nella seconda categoria leggeri, ce n'erano due, qui la forma mi piaceva, devo dire. Sono arrivato, ti ripeto, un po' rincorrendo, perché avevo idea di fare una lunga risalita, però non sono riuscito ad arrivare così chelato quando volevo 3-4 settimane prima. Però, insomma, anche qui ho fatto una piccola ricarica, senza esagerare, avevo capito quell'anno lì quello che potevo tenere, e anche Mhm. qui un buon pump immediato, e poi mi piaceva come forma, devo dire, è stata una bella chiusura. E poi l'emozione, direi. Sì, assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. Ok, abbiamo fatto un bel excursus, diciamo, su tutta la tua carriera. Prima di chiudere, ti faccio giusto delle domande, botta e risposta, e devi rispondere in meno tempo possibile. Sì? Proviamo. Vai, proviamo. L'esercizio per te più sopravvalutato? Oddio, sopravvalutato. Cavolo, così però mi prendi. Lo sapevo. Dai, ti diamo un po' di tempo per rispondere, dai. Eh, Perché è interessante, ognuno ha la sua. allora, se mi chiedi. Ma forse la panca piana? Cioè, ci sono tante Non sei, alternative. sei il primo che lo dice. Allora, io amo la panca piana, ci ho costruito il mio petto, però ci sono un sacco di alternative. Adesso allora ti chiedo l'esercizio più sottovalutato, secondo te. Più sottovalutato. L'esercizio più sottovalutato, ma sai che forse il bistrattato multipower per tanti stimoli potrebbe veramente essere la chiave di volta per risolvere tante carenze e veicolare lo stimolo su quei maledetti muscoli che invece vengono dissipati in altri esercizi. Non male. Un bodybuilder iconico al quale ti ispiri per il posing. Bob Paris. Wow. Il bodybuilder natural, se lo puoi dire, che ammiri di più oggi. Sai che non ho un nome, Ah, non ho un nome, cioè ho tanti belli atleti che seguo, non è uno in e particolare. sì, sì, tanti belli atleti che seguo che, però sai, c'è stima, non c'è ammirazione, poi siccome sono più di uno, farti un nome lo vedrei magari poco rispetto a tutti gli altri, quindi Chiaro. lascio nell'arma di mistero. La gara invece più emozionante che hai fatto finora. Heroes Cup Francia 2021. Perfetto. Grazie Nico. Prima di salutarci però ti chiedo se lasci un messaggio magari ai giovanissimi che stanno guardando o guarderanno in differita la diretta. Qualcuno che si voglia già, diciamo che ha in testa di buttarsi in futuro nell'agonismo del bodybuilding. Direi di godersi il percorso, di non aver fretta, di non lasciarsi nel cammino per strada cose importanti, molto più importanti di una coppa di latte, un barattolo di proteine, che è ciò che si vince le gare, preparatevi. E sì, magari 2 soldini potete vincerli, però sono 2 soldini. Ci sono cose molto importanti nella vita e il bodybuilding è una di queste cose, ma rimane qualcosa di bellissimo se non rovina le altre cose belle che ci sono nella vita di ognuno di noi. Con questa massima che sottolineo più volte, ti ringrazio davvero per essere stato qui in questa oretta e 10 a raccontarti, mi ha fatto davvero piacere, spero che abbia fatto piacere anche a chi ascoltava da Grazie a casa. te, Lola, mi ha fatto super piacere e sono stato contentissimo di essere qui con te. Ragazzi, io auguro una buona serata a tutti, la diretta sapete dove trovarla, sul mio canale sarà sempre disponibile, me la riguarderò presto perché è stata proprio come me la immaginavo. È un grande atleta, una grande persona che ho conosciuto oggi, ho avuto il piacere, posing coach e coach da stimare. Nico, io ti faccio i più grandi auguri per i tuoi progetti futuri e spero Grazie mille, ovviamente di Lola. rinvitarti presto, magari in un breve Con futuro qua di piacere, con molto piacere. Grazie a te e una grazie a tutti voi che ci avete seguito. buona serata a tutti, ciao Buona ragazzi, serata. alla prossima. Alla prossima.